Piccoli scrigni di sapore nascosti tra i fili d'erba. Tesori concessi solo a coloro che scelgono di immergersi, guidati dalla curiosità, nel variopinto mondo delle erbe spontanee commestibili. Saperi antichi e gustosi che sempre più persone hanno deciso ora di riscoprire. Ve ne sono alcune che sono molto buone, anzi buonissime, come le egainee che abbiamo visto prima, altre invece un po' più scarsette, ma che nei momenti di difficoltà vanno bene anche quelle. Di quelle pericolose invece? Ce ne sono tante anche qui, bisogna conoscerle una per una, non c'è scelta. Cioè ogni pianta bisogna conoscerla una per una, alle volte vi sono delle piante che si somigliano e sono tossiche e quindi sì, bisogna conoscerle una per una, non c'è scelta. Vi possono essere dei criteri di carattere generale per cui all'interno di Crepis non ce n'è neanche una di velenosa, ma bisogna sapere chi è Crepis. Sono qui perché imparare non abbiamo mai finito e soprattutto io che lavoro in cucina, lavorare con i prodotti della natura, quindi a chilometri zero, quindi quello che ci offre proprio la nostra terra e la natura è fondamentale per noi, quindi per una cucina anche più leggera, una cucina più snella. Abbiamo tutto a portata di mano e perché non sfruttarlo? Già mi si è aperto già un attimo un mondo in cui entrare è meraviglioso, insomma, ecco. Dato che stiamo all'aria aperta, facciamo un bel percorso insieme e molte volte pestiamo quello che potremmo mangiare e quindi se ce ne accorgiamo prima meglio. Purtroppo ancora non è molto diffuso l'uso delle erbe dal punto di vista sia officinale, sia quindi terapeutico e sia alimentare, e quindi soprattutto per l'approfondimento dal punto di vista alimentare reputo che è una cosa interessantissima e per questo è la seconda volta che seguo questo corso, anche l'anno scorso, quindi continua, sì, mi piace tantissimo. Per curiosità, perché vivo in mezzo alla campagna, conosco diversi tipi di verdure, di cose così spontanee, però conosco 3, 4, 5 e mi interessa ampliare un po' la conoscenza, ecco. Sì, mi piace, poi ci sono tante erbe che ne ho tante in giardino che naturalmente non raccolgo perché non le conosco. E adesso le raccoglierà? E adesso forse le raccoglierò. Io credo che le ragioni del successo siano principalmente due. Intanto la grossa spinta che c'è da parte di tutti ad uscire in campagna, a diventare partecipi di una vita più naturale, cercare anche di capire che cosa si va a vedere, non è più la sola curiosità di dire ah guarda è un'erba, questo e quell'altro, ma cercare di vedere anche se all'interno di questa, chiamiamola scoperta, c'è un risvolto più pratico, più alimentare e il piacere di portare a casa qualcosa che dopo diventa anche parte proprio della gastronomia, della cultura.